parte, sì. Sì, buongiorno e grazie per l'occasione che ci viene data per poter presentare un progetto di legge a mia prima firma, ma sottoscritto ovviamente da tutti i colleghi del gruppo del Partito Democratico, che abbiamo voluto depositare per tentare di dare un segnale molto politico rispetto ad una questione cruciale che riguarda il mondo del lavoro e in particolar modo le giovani generazioni che provano ad entrare appunto nel mondo del lavoro. In particolare questo progetto di legge si riferisce alla regolamentazione su base normativa di quelli che siamo abituati a chiamare come tirocini extracurricolari o stage, e cioè quella modalità di ingresso nel mondo del lavoro che viene riservato ai giovani che hanno già esaurito il loro percorso formativo e che attraverso un periodo di lavoro e formazione possono essere inseriti nel mondo del lavoro. È un tema cruciale dal nostro punto di vista, a maggior ragione oggi dove anche gli ultimi dati della Caritas del rapporto pubblicato poche ore fa ci raccontano di come il problema dei lavoratori poveri sia una grande questione con la quale dobbiamo misurarci. Ecco, noi abbiamo ritenuto indispensabile presentare questo progetto di legge proprio per provare ad arginare un fenomeno molto diffuso che lega l'utilizzo dello strumento dei tirocini extracurricolari a delle forme di sfruttamento che molto spesso condannano i giovani che vi accedono a non poter ottenere nel periodo del tirocinio una indennità tale da poter garantire loro il sostentamento basilare. La prima precisazione che vogliamo provare a fare, se funzionassero le slide. Un attimo, mi chiedo scusa, ma sono da solo, ho fatto fatica. Sì. Allora, mentre attendiamo, diciamo, che vengano caricate le slide, ne approfitto per specificare perché parliamo esattamente di tirocini extracurricolari, che differenza c'è tra i tirocini extracurricolari e quelli invece curricolari, e l'altro grande strumento di inserimento nel mondo del lavoro che è il contratto di apprendistato. Il tirocinio extracurricolare è appunto l'opportunità formativa che si svolge al di fuori del percorso di studi, cioè quando le ragazze e i ragazzi hanno terminato gli studi, e offre un'esperienza pratica in un determinato settore. Altra cosa sono i tirocini o stage curricolari, che sono la parte, diciamo, di orientamento e formazione al lavoro che si svolge mentre si realizza il proprio progetto di studi. Altra cosa ancora invece è l'apprendistato professionalizzante di secondo livello, che è un altro strumento attraverso il quale i giovani possono essere inseriti nel mondo del lavoro. C'è ovviamente una differenza fondamentale tra l'apprendistato e il tirocinio extracurricolare, che è esattamente, diciamo, la distanza che ci porta a voler intervenire con questo progetto di legge, perché l'apprendistato professionalizzante è un vero e proprio contratto di lavoro che ovviamente prevede per la lavoratrice e il lavoratore tutte le tutele e tutte le garanzie che sono previste appunto dai contratti di lavoro, dalle ferie e dalla malattia, mentre il tirocinio extracurricolare, pur rivolgendosi sostanzialmente alla medesima platea di lavoratrici e di lavoratori, non si qualifica come un contratto di lavoro ordinario, non prevede alcun tipo di tutela in termini di malattie, di ferie e di altri riconoscimenti, e poi vedremo anche in termini di indennità ha una, diciamo, una rilevanza molto diversa. Abbiamo messo alcuni dati per dare un'idea della platea alla quale ci rivolgiamo quando chiediamo di intervenire sul piano normativo con una legge sui tirocini extracurricolari. Ricordo che i tirocini extracurricolari e la loro regolazione è in materia competenza esclusiva regionale, che ad oggi nella nostra regione è organizzata tramite un regolamento regionale e che noi oggi appunto chiediamo di trasformare in legge. Quando parliamo di tirocini extracurricolari in Regione Veneto, gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2023, a 26.000 ragazze e ragazzi, distribuiti in 14.700 aziende,
Come vedete c'è una diffusione per provincia abbastanza omogenea, con ovviamente Padova, Treviso e Vicenza che fanno la parte del leone, le altre province in proporzione ricorrono meno al tirocinio extracurricolare. L'80% dei tirocinanti è un under 30. Questa è un'altra differenza che esiste tra l'apprendistato professionalizzante, che si rivolge obbligatoriamente alle ragazze e ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni, quindi è uno strumento esclusivamente pensato per l'inserimento lavorativo dei giovani. Il tirocinio extracurricolare in realtà è uno strumento che, almeno nelle intenzioni del legislatore, è pensato per rivolgersi a una platea molto più vasta, che include ovviamente, oltre ai giovani alle prime esperienze di lavoro, anche un'altra serie di soggetti vulnerabili che possono utilizzare questo strumento per appunto accedere al mondo del lavoro. Eppure l'80% dei tirocinanti, anziché utilizzare il contratto di apprendistato, continua ad essere, diciamo, orientato all'utilizzo del tirocinio. In particolare nella nostra regione 1/3 dei tirocini è stato svolto in imprese fino a 9 dipendenti, quindi una quota significativa viene attivata da imprese piccole o piccolissime. Le imprese con 9 dipendenti sono quasi la metà delle imprese ospitanti e la durata media dei tirocini che abbiamo registrato nel 2023 è una durata che varia dai 3 a 6 mesi. Ci sono anche dei dati incoraggianti rispetto alla capacità e all'efficacia che questo strumento ha poi di produrre un contratto di lavoro. In base alle analisi e alle statistiche rese pubbliche da Veneto Lavoro, noi sappiamo che l'80% dei tirocinanti trova un lavoro entro 12 mesi dalla fine del tirocinio, molto spesso questo avviene addirittura entro i 30 giorni. Nel 45% dei casi l'assunzione avviene nella stessa azienda nel quale si è svolto il tirocinio. Un dato però che deve far riflettere è che la stragrande maggioranza dei ragazzi e delle ragazze che hanno fatto il tirocinio e che vengono assunti al termine del tirocinio vengono assunti con contratti di apprendistato, quindi con quello che dovrebbe essere lo strumento ufficiale per accedere al mondo del lavoro, oppure con contratti a tempo determinato, quindi comunque con contratti precari. Noi siamo partiti da questa analisi, poi andremo brevemente a vedere quali sono le proposte concrete che noi inseriamo nel nostro progetto di legge. Siamo partiti da questa fotografia sostanzialmente ponendoci alcuni obiettivi che poi appunto proveremo rapidamente ad illustrare. Il primo è: se è vero che il tirocinio extracurricolare più o meno come l'apprendistato professionalizzante, e questo più o meno vuol dire con meno tutele, con meno garanzie, con meno retribuzione, serve ai giovani per entrare nel mondo del lavoro, deve essere chiaro che è uno strumento che deve agevolare i giovani, non deve prestarsi a forme di sfruttamento. Cioè il tirocinio extracurricolare deve essere sì un periodo nel quale le ragazze e i ragazzi attraverso anche attività formative entrano nel mondo del lavoro, imparano un mestiere. Non può essere un periodo nel quale queste ragazze e questi ragazzi vengono lecitamente sfruttati. Per questo la prima proposta che noi avanziamo è quello di alzare in maniera significativa l'indennità minima prevista per i tirocini extracurricolari. È competenza della Regione decidere quanto deve essere l'indennità minima riconosciuta ai tirocinanti. In questo momento la Regione del Veneto riconosce per regolamento a queste ragazze e a questi ragazzi un importo minimo di 450 euro al mese per tirocini che arrivano anche alle 40 ore settimanali. Ora, credo sia evidente che nel momento in cui si chiede a un ragazzo, seppur in formazione, di lavorare per un mese intero a soltanto 450 euro al mese, stiamo, dal nostro punto di vista, mascherando dietro il ricorso al tirocinio una forma di sfruttamento. Quindi noi abbiamo chiesto e chiediamo che l'importo previsto minimo per il tirocinio sia alzato a 1.000 euro. E poi abbiamo previsto un'altra serie di meccanismi che nei fatti consentano alle imprese di accedere ai tirocini con limiti un po' più stringenti, per evitare che le aziende utilizzino i tirocinanti al posto della manodopera che serve per lavorare.
in modo da valorizzare davvero anche la parte formativa di questo strumento di ingresso nel mondo del lavoro, senza però appunto che si presti ad alcune forme di sfruttamento. Insieme a me oggi c'è Massimo Iovine, che non soltanto ha seguito insieme a me e ai colleghi del gruppo questo progetto di legge fin da 3 anni e mezzo fa, quando presentammo una mozione di questo contenuto in Consiglio regionale. Abbiamo sempre tentato di costruire attorno alla sicurezza del lavoro delle ragazze e dei ragazzi una proposta politica importante. È un esperto di diritto del lavoro e quindi chiedo a lui se ci aiuta, come dire, a orientarci nelle previsioni della proposta di legge, quelle un po' più tecniche, che poi insieme costruiscono la nuova proposta normativa per i tirocini. Prego Massimo. Ma intanto grazie mille Vanessa, ringrazio il gruppo del Partito Democratico per aver presentato questa proposta di legge a prima firma di Vanessa. Allora, è vero che diciamo sono un tecnico, tra virgolette, però comunque sono anche un politico, perché comunque faccio parte di questo partito, quindi se mi permettete faccio anche una considerazione di carattere politico prima di entrare nel dettaglio. E riguarda la questione un po' dei referendum che insomma ci sono appena svolti l'8 e il 9 giugno. Al di là di tutte le varie considerazioni del caso che si sono fatte rispetto all'analisi un po' del voto, qualcuno insomma analisi della sconfitta, qualcuno analisi della vittoria, secondo me però c'è un punto che emerge molto chiaramente dai dati di quei referendum lì, e cioè che 12 milioni di persone, che non sono poche, che sono più o meno i voti che ha preso il centrodestra alle ultime elezioni politiche, si è recato alle urne e ha tracciato una barra su 4 sì rispetto alle 4 schede che rappresentavano i quesiti sul lavoro, quindi questa è una chiara indicazione secondo me su quello che deve essere l'orizzonte anche da parte del nostro partito, del nostro gruppo a livello regionale, ma anche del partito insomma a tutti quanti i livelli, rispetto a quella che è la linea tracciata rispetto alle questioni legate al mondo del lavoro, al mercato del lavoro, al lavoro in senso lato, e quindi puntare sempre di più sulla dignità del lavoro, su un riconoscimento di diritti che purtroppo negli ultimi anni sono stati un po' affievoliti, diciamo, per usare un eufemismo, e quindi diciamo che questa proposta di legge sono diciamo abbastanza convinto del fatto che sia in linea rispetto a questo tracciato, e quindi insomma sono contento del fatto che diciamo stiamo andando verso quella direzione, che è un po' una direzione che ci impone anche il nostro elettorato, quindi insomma che non abbiamo solamente il diritto come classi dirigenti di esprimere, ma anche il dovere di farlo, data l'indicazione che c'è stata. Entrando un po' più nel dettaglio, allora prima Vanessa faceva il riferimento a il minimo dell'indennità mensile rispetto a un tirocinio extracurricolare innalzata a 1.000 euro. Attualmente, come diceva prima Vanessa, il regolamento regionale prevede 450 euro, e diciamo che questa cosa qui va anche un po' nella direzione di assimilare per quanto possibile sempre più il tirocinio verso delle forme di garanzia e di tutela previste nel diciamo, lavoro dipendente in senso lato, perché il tema è proprio questo, cioè il fatto che il tirocinio extracurricolare non è un contratto di lavoro, possiamo definirlo un patto di formazione tra un soggetto che è il cosiddetto lavoratore, che comunque in realtà diciamo lo consideriamo tale, però in realtà diciamo è inserito più in un percorso di formazione più che in un percorso lavorativo vero e proprio, e il soggetto ospitante, che è l'azienda che ospita il lavoratore. Poi c'è anche un diciamo terzo incomodo, se così lo possiamo definire, che è il soggetto promotore, che è quel soggetto diciamo che avvia le pratiche per l'avvio della fase insomma di tirocinio all'interno dell'azienda, e che poi ha un po' anche la funzione formalmente diciamo di dover controllare il rispetto e il buon andamento di questo percorso formativo all'interno dell'azienda. E il tema è proprio questo, che molto spesso il tirocinio extracurricolare, più che una vera e propria occasione di formazione per i giovani, ma non solo, perché il tirocinio extracurricolare è rivolto anche a tutte quelle fasce di popolazione che si trovano in situazioni di oggettiva difficoltà e hanno delle difficoltà enormi a entrare o rientrare nel mondo del lavoro, come per esempio i disabili, come per esempio i lavoratori over 50 che hanno perso il lavoro e quindi hanno una difficoltà maggiore, soprattutto perché dovrebbero essere diciamo anche messi nelle condizioni di essere riconvertiti dal punto di vista professionale della formazione. Quindi si parla di una platea diciamo di persone che va molto al di là del concetto del giovane under 30, ma riguarda diciamo tutte quelle fasce deboli della nostra società.
e quindi uno strumento che ha anche una funzione nobile da un punto di vista diciamo formale molto spesso diventa invece uno strumento per fare dumping salariale e dumping contrattuale. Banalmente fai dumping contrattuale perché non parliamo di un contratto, quindi non parliamo diciamo di un rapporto in cui sono previste tutta quella serie di diritti e garanzie come possono essere le ferie, la malattia, la maternità, tutte diciamo, le indennità accessorie, quindi tutta quella, diciamo, quel substrato di diritti e di garanzie che sono anche previste dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi, molto spesso diciamo, hanno in questo strumento un modo per bypassare quello che invece è diciamo, una forma di civiltà giuridica e di civiltà lavorativa e sociale nel nostro paese, soprattutto in un paese come il nostro, in cui insomma una contrattazione collettiva molto avanzata, molto all'avanguardia, per quanto ci siano insomma delle pecche anche su questo caso qui, e quindi diciamo rappresenta anche uno strumento molto semplice per bypassare questa forma di tutela e questa forma di garanzia. Dopodiché, oltre alla questione diciamo, dell'indennità minima, c'è anche la questione del fatto che se l'orario giornaliero supera le 6 ore, il tirocinante ha diritto al servizio menso al buono pasto. Quindi si torna un po' al tema che dicevo prima, cioè al cercare di avvicinare sempre di più la forma del tirocinio extracurricolare verso tutte quelle forme di garanzie previste diciamo, dai contratti, perché se è vero che si tratta di un periodo di formazione, comunque però il lavoratore sta in azienda. Il lavoratore sta in azienda, svolge delle mansioni, infatti non è un caso che già è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di garantire tutte le forme di tutela e sicurezza sul luogo di lavoro previste dal testo unico del 2008, quindi diciamo che effettivamente già qualcosina c'è, non è sufficiente per arrivare effettivamente invece a una considerazione più in senso lato del tirocinante come diciamo un soggetto lavoratore all'interno dell'azienda. Passerei alla prossima slide, che è quella insomma, del divieto di svolgimento di attività di tirocinio in orario notturno. Diciamo che è una ratio importante anche perché noi abbiamo già una legislazione che prevede alcuni limiti nell'adibire lavoratori al lavoro notturno, e anche qui insomma si tratta di categorie fragili come per esempio donne in maternità, minorenni, eccetera, quindi già delle forme di garanzia ci sono. Ovviamente tutto questo ha l'obiettivo di fare in modo che, essendo diciamo, l'orario notturno effettivamente una fascia lavorativa molto delicata nel quale svolgere attività lavorativa, effettivamente per un tirocinante che è un soggetto che diciamo, si punta a inserirlo lavorativamente in azienda, quindi il tirocinio è considerato più un momento di transizione, più diciamo che un'attività di svolgimento di attività lavorativa vera e propria, diciamo questo è anche un modo per mettere un paletto a tutela del tirocinante all'interno dell'azienda. Poi la questione dei limiti, perfetto. Allora, limiti numerici per gli ospitanti. Intanto il minimo che di dipendenti deve avere un soggetto per ospitare un tirocinante è quello di avere 2 dipendenti. Anche in questo caso parliamo comunque di una forma di tutela perché, come diceva prima Vanessa, rispetto ai dati che sono emersi, le imprese che fanno più ricorso al tirocinio extracurricolare sono le imprese con meno di 9 dipendenti, quindi parliamo di piccole e piccolissime imprese e questo dato è riscontrabile non solamente perché il tessuto produttivo della nostra regione è un tessuto produttivo caratterizzato soprattutto da piccole e piccolissime imprese, ma anche diciamo per una questione, tornando a bomba al tema iniziale, cioè che molto spesso il tirocinio venne più concepito come una forma di dumping salariale e contrattuale, quindi con meno vincoli, con meno costi per l'impresa. Quindi è anche logico che come diretta conseguenza l'impresa che è molto più agevolata a compiere diciamo, questa operazione di bypass siano quelle più oggettivamente in difficoltà dal punto di vista economico e quindi le piccole e piccolissime imprese. Poi questo non vuol dire che diciamo, fenomeni di abusi e di sfruttamento non avvengano anche nelle grandi imprese, di esempi ce ne possono citare tanti, però effettivamente la condizione economica delle piccole imprese, se non c'è un quadro normativo chiaro, e quindi anche qua il motivo per cui diciamo, si rende necessaria elaborare e approvare una proposta di legge che vada in questa direzione, effettivamente l'impresa poi si muove rispetto anche un po' a quello che è il consentito dal punto di vista normativo. Io dico sempre che
non è il diritto del lavoro che deve andare incontro alle esigenze delle imprese, ma sono le imprese che si adattano rispetto a quello che è il quadro normativo. Certo, non bisogna elaborare un quadro normativo che sia troppo stringente, concedendo comunque dei margini di flessibilità, però se i margini non sono troppo stringenti, poi l'impresa si adatta molto tranquillamente, ecco, quindi insomma rispetto anche a una certa retorica sul tema. E quindi anche, diciamo, prevedere dei paletti, dei limiti come questo del almeno 2 dipendenti per poter avere dei tirocinanti in azienda, ma anche altri che sono previsti nella proposta di legge, vanno anche, diciamo, nella direzione di una maggiore garanzia rispetto a quello che è il tirocinante, ma anche rispetto a quella che è un po' la solidità economica e strutturale dell'impresa, perché molto spesso, appunto, siccome si cerca di bypassare quelle che sono tutte i diritti e le garanzie previste dalle forme contrattuali, a quel punto lì è anche molto più facile avere, per esempio, delle situazioni in cui una scarsa solidità economica e una scarsa solidità organizzativa dell'impresa poi arriva effettivamente anche a creare delle situazioni di insicurezza e di disagio anche piuttosto importanti per il tirocinante stesso. Poi c'è il tema delle sanzioni, che vabbè queste le scorro molto velocemente, per mancata indennità, quindi per mancata corresponsione dell'indennità da 1.000 euro lordi, specifico che sono lordi, in una fascia da 1.000 a 6.000 euro, per gravi violazioni, che invece sono tutte quelle violazioni che riguardano un po' i limiti numerici, i limiti imposti rispetto al ricorso al tirocinio, eccetera, tutto quel percorso anche che è molto ben strutturato nella proposta di legge rispetto ai requisiti che deve avere il soggetto promotore, il soggetto ospitante, rispetto anche a quello che è tutto il percorso per l'avvio della fase di tirocinio, quindi dalla fase preliminare fino allo svolgimento in sé del tirocinio stesso. Si parla di interdizione e ammenda fino a 1.000 euro e se recidiva un'ammenda fino a 2.000 euro, quindi insomma il principio è un po' che si raddoppia rispetto a quella che è la sanzione prevista inizialmente. Quindi il tema rispetto a tutto questo è andare nella direzione per cui il tirocinio possa diventare uno step preliminare rispetto poi a quello che è un effettivo ingresso nel mondo del lavoro, perché molto spesso, concluso il tirocinio, conclude anche l'esperienza all'interno dell'azienda. E invece creare un sistema, e questo nella legge è ben delineato anche rispetto al sistema di premialità, per cui se si attiva un tirocinio e subito dopo questo tirocinio si trasforma in un contratto di apprendistato professionalizzante, che poi diventa magari a sua volta un contratto a tempo indeterminato, o dopo un tirocinio extracurricolare si arriva ad essere assunti in azienda anche con un contratto a termine, purché di almeno 12 mesi, però tutta questa roba qui consente che il tirocinio venga effettivamente concepito come uno strumento formativo per poi arrivare all'effettivo ingresso nel mondo del lavoro e nell'azienda stessa. Io dico sempre che le tempistiche proprio ideali, poi ovviamente insomma sono ideali, quindi anche un po' utopistiche, sarebbero 1 mese di tirocinio, perché effettivamente un giovane, ma anche insomma non per forza un giovane, ha bisogno perlomeno di 1 mese per capire come funziona l'azienda, ma anche dal punto di vista organizzativo, anche dal punto di vista produttivo, quindi effettivamente ha bisogno, diciamo, di un periodo di tempo molto ridotto di 1 mese per conoscere l'ambiente lavorativo. Dopo 1 mese di tirocinio, attivazione di un contratto di apprendistato professionalizzante che ha una durata di 3 anni e poi sappiamo che insomma conclusi quei 3 anni l'impresa ha facoltà o meno di assumere a tempo indeterminato il lavoratore. Questo ovviamente dal mio punto di vista sarebbe il percorso ideale, certo che comunque anche qua qualche margine di flessibilità in più va garantito e quindi credo che questa proposta di legge vada proprio, diciamo, in questa direzione qua. La necessità di una normativa dal punto di vista anche legislativo, quindi di fonte primaria, è fondamentale anche rispetto a quella che è un po', diciamo, la gerarchia delle fonti, cioè un regolamento, essendo una fonte secondaria, non dà tutte quelle garanzie che invece una previsione di carattere legislativo è in grado di dare rispetto anche un po' a quello che è il quadro. Infatti fino ad oggi tutti i tentativi che ci sono stati da questo punto di vista sono tutti quanti miseramente falliti,
dalle linee guida che erano state approvate in conferenza Stato-Regioni nel 2017 fino alle linee guida emanate nel 2022 su impulso del ministro Orlando, dell'ex ministro Orlando del Lavoro. Anche in quel caso lì si arrivò in conferenza Stato-Regioni, ma in quella situazione lì addirittura la Regione Veneto impugnò davanti alla Corte Costituzionale quelle linee guida per un conflitto di competenza e vinse il ricorso in Corte Costituzionale, quindi questo fece cadere anche insomma un po' nel dimenticatoio quello che fu un tentativo da parte del governo centrale di provare a normare e regolamentare lo strumento. Oggi siamo qui per provare insomma a dare questa spinta rispetto a una necessità che è quella di fare in modo che non solo le giovani generazioni ma tutti quei lavoratori o diciamo ex lavoratori, perché si trovano magari in uno stato di inoccupazione o disoccupazione, possano avere una possibilità di entrare o rientrare nel mondo del lavoro con una certa serenità, senza diventare, lo dico anche molto tranquillamente, carne da macello, e insomma che tutto questo diventi uno strumento per fare dumping salariale e contrattuale sulla loro pelle, e quindi fare in modo che effettivamente lo strumento abbia la ratio con cui è stato pensato, cioè quello di formare e reinserire, e non quello insomma di precarizzare ulteriormente il mondo e il mercato del lavoro. Grazie a Massimo Iovine. Ora chiedo se i colleghi hanno voglia di intervenire, perché questo è un progetto di legge che abbiamo sottoscritto. Io l'ho presentato, ma insieme a me Chiara Luisetto, Anna Maria Bigon, Jonathan Montanariello, Francesca Zottis, che non sono qua soltanto perché stanno correndo da una commissione all'altra e dunque non volevamo. Se Jonathan, Chiara, se volevi, sta andando in ufficio di presidenza. Chiara Luisetto, ringrazio perché è un lavoro ovviamente rispetto al quale il gruppo ha investito una certa quantità di tempo, e quindi spodestiamo un attimo Massimo. Grazie Chiara. Solo per ringraziare la capogruppo di questo progetto, che è un progetto che sa di dignità e di rispetto delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori. In particolar modo penso che ci permetta di aprire anche una finestra su un mondo che è quello delle persone con disabilità in tirocinio, che vivono una situazione spesso di svilimento delle loro competenze e capacità sociali. Quindi quando si parla di dignità nel lavoro e di tirocini, trovare il luogo giusto, trovare le persone giuste che comprendano nel quadro di un contesto idoneo alle capacità sociali e alle competenze, in particolar modo di chi vive una fragilità, credo sia un'ulteriore attenzione di fronte alla quale la nostra regione deve porsi il problema e deve trovare assolutamente una soluzione. Questa è una strada che viene tracciata con competenza e attenzione. Io spero davvero che anche laddove servono reti di servizi come nelle situazioni di persone con fragilità si veda il tirocinio come un'effettiva opportunità e non come, dico brutalmente, un parcheggio o un luogo in cui sfruttare, ma deve essere un luogo in cui valorizzare e far crescere. Quindi davvero grazie, e speriamo davvero possa fare breccia diciamo in un certo modo di pensare il lavoro, in un certo modo di vedere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Grazie mille. Grazie a Chiara Luisetto, vicepresidente della prima commissione. Ora Anna Maria Bigon, vicepresidente della quinta commissione. Grazie a te Anna. Grazie mille, volevo anch'io aggiungere i miei ringraziamenti per il lavoro svolto dalla capogruppo. E noi dobbiamo pensare che il tirocinio deve essere un'opportunità di crescita e non una forma mascherata, come si è detto, di lavoro sottopagato. E noi dobbiamo quindi garantire una formazione e una retribuzione adeguata, ed è questo l'obiettivo del progetto di legge, e quindi costruire un sistema che tuteli i giovani e che non li faccia scappare, riconoscendo loro il valore che hanno e quindi anche il contributo che danno. Nessuno dovrebbe trovarsi costretto a scegliere tra la sopravvivenza e un tirocinio di formazione. Noi vogliamo trasformare questo tirocinio in un'opportunità, non solo di inserimento lavorativo, ma anche di dignità della persona, e soprattutto anche della persona, del giovane che non vuole andare via ma vuole lavorare nel nostro territorio. E il Veneto può fare tanto in questo, per cui bene e grazie per questo progetto.
Grazie ad Anna Maria. È chiaro che noi abbiamo pensato di intervenire su questo argomento in una fase in cui si collega molto spesso la necessità di trattenere, lo diceva Anna nella fine del suo intervento, di trattenere i giovani nella nostra regione e di come le condizioni del mondo del lavoro rispetto in particolar modo alle giovani generazioni possono essere una leva fondamentale anche di vantaggio competitivo della nostra regione rispetto ad altri territori. Per concludere, noi pensiamo che la forma privilegiata, ordinaria, corretta per le giovani generazioni di accesso al mondo del lavoro sia l'apprendistato professionalizzante, che è quello che consente ai ragazzi di iniziare a lavorare con un contratto di lavoro a tutti gli effetti. Naturalmente il tirocinio extracurricolare rimane un'opzione. Con questa proposta di legge noi vogliamo fare in modo che questa opzione non diventi o non rischi di diventare una zona grigia all'interno della quale si possano annidare forme di sfruttamento. Quindi va bene il tirocinio extracurricolare solo se non diventa uno strumento per pagare meno e dunque sfruttare le lavoratrici e i lavoratori. Bene il tirocinio extracurricolare se diventa un reale investimento sulla formazione dei futuri lavoratori. Bene il tirocinio extracurricolare se non diventa uno strumento per mascherare dei lavoratori e pagarli meno. Bene se il tirocinio extracurricolare non diventa una modalità di assunzione di manodopera chiamandola in un altro nome e pagandola meno. Noi siamo pienamente consapevoli che oggi più che mai anche nella nostra regione c'è un bisogno enorme di manodopera qualificata. Abbiamo tutte le condizioni per poter investire sulle competenze, le capacità e le professionalità delle giovani generazioni. Dobbiamo evitare che questa necessità si traduca in sfruttamento. Mancano in teoria pochi mesi alla fine della legislatura, ma chiediamo che questo provvedimento venga analizzato rapidamente perché è una di quelle classiche di quei classici esempi nei quali le leggi, quindi il nostro lavoro di consiglieri regionali, può incidere direttamente nella vita delle persone in un ambito di competenza esclusiva regionale. Siccome vogliamo assumerci pienamente e fino in fondo non soltanto la nostra responsabilità di consiglieri regionali, ma anche l'obbligo che abbiamo di disegnare una società diversa da quella che stiamo sperimentando in questi mesi, siccome siamo convinti che attraverso un lavoro stabile e di qualità si possa migliorare appunto il modello sociale che vogliamo proporre alla nostra regione, questo è un progetto di legge che a noi sembra importante venga discusso quanto prima. Se non ci sono altri interventi, io ringrazio le colleghe e i colleghi per la partecipazione. Massimo Iovine, se vuoi tornare ti riconsegniamo il palchino. Massimo Iovine, che oltre a essere un militante del Partito Democratico e dei Giovani Democratici, che insieme al partito si sono fatti promotori di questa campagna a livello nazionale, è anche un ottimo consulente del lavoro a proposito di sfruttamento che ci ha dato una mano a